Cosa succede quando metti insieme un gommone, le acque rapide della Val di Sole e un gruppo di amici fuori dal comune? Un'avventura indimenticabile a Dimaro. Tutto è iniziato, come sempre, dalla mente di Raffaella, l'organizzatrice del gruppo. Con la solita precisione da generale e un entusiasmo contagioso, ci ha prenotato una discesa di rafting sul fiume Noce, prima ancora che potessimo dire «Ma l'acqua è fredda!». Una volta infilati mutine e caschi, la ciurma era pronta al varco. Del gruppo faceva parte Franco il Bello, perfetto anche con la muta in neoprene. Ha passato i primi 10 minuti a sistemarsi il casco per favorevole angolazione da selfie, salvo poi trovarsi con la pettinatura completamente distrutta al primo schizzo d'acqua. C'era anche Cristina, la sportiva, il vero motore del gommone. Pagaiava con la foga di un'olimpionica gridando «Avanti, avanti!», mentre noi cercavamo solo di rimanere a bordo. Poi c'era Gianni il saggio, il nostro faro nella tempesta. Tra una raffica di spruzzi e una rapida da cardiopalma, manteneva la calma dispensando perle filosofiche tipo «Non si può fermare il fiume, bisogna imparare a navigarlo». E c'era anche Anna, la vera sorpresa del giorno. Partita con il terrore negli occhi dopo 3 curve tra le onde, urlava più forte della guida con un sorriso a 32 denti e 0 paura. Tra pagaiate sincrone e molte del tutto casuali, spruzzi gelati e risate a crepapelle, Dimaro ci ha regalato una giornata spettacolare. Un grazie speciale a Raffaella per averci spinto fuori dalla nostra comfort zone e dritto dentro le rapide. Adesso però, meritato idromassaggio e cena tipica, che pagaiare fa venire una fame da lupim.